Sensibilità, curiosità e fantasia hanno fin da quando ero piccolo accompagnato una mia innata capacità di disegnare. Mi diverto ancora oggi a ricordare quando, da bambino, al mare, andavo con mia madre in un bar vicino casa per vedere la televisione. Solo che io spesso mi annoiavo e allora con l'immancabile matita che portavo sempre con me, cominciavo a disegnare e la gente, a posto di vedere i programmi, si avvicinava per guardare questo bambino ed i suoi fantastici mondi raffigurati sulla carta. Ecco le mie prime opere. Continuo a disegnare, solo che ora al posto della matita o della penna uso anche il laser, con cui dagli anni 70 ho realizzato installazioni, ologrammi o quello che ora chiamo laser cut, incidendo, bruciando la carta e creando così complessi ricami combusti. Probabilmente la cifra creativa più evidente nei miei lavori è rappresentata dalla volontà di far nascere ordine da strutture solo apparentemente caotiche.